Eder, McAllister. Sono contento che appunto che sia tornata a Trieste, che sia qua a casa, che adesso possiamo passare a trovarla, portarle un fiore, onorarla e un pensiero, almeno è qua. Invece prima era presto 2 anni a Milano e chi la vedeva più? Mia sorella aveva 2 anni meno di me, sono stato con lei sino a 21 anni, se non la conoscevo io, ma lei mai più non aveva intenzione di suicidarsi, mai più proprio. Ma io sospetto dall'inizio dell'ex marito, ex cognato, perché appunto lui ha sempre nascosto e tuttora dice una cosa e poi un'altra. Ma per Liliana qualcuno ha voluto spegnerla e questo noi non lo possiamo lasciar perdere, perché lei è stata spenta, impacchettata nei sacchi neri come un'immondizia e questo non è giusto. Io sfido chiunque abbia un familiare che magari lo ha ritrovato così, di come si sente, di cosa avrebbe fatto, se ne sarebbe stato zitto o se avrebbe fatto di tutto per scoprire la verità. Andiamo avanti, 4 anni, 4 mesi in questa situazione. Ma vedi, io capisco perché questo dolore di Sergio, la perdita della sorella probabilmente è stato un trauma molto, molto grande, perché erano molto attaccati, molto così. Perciò tutte queste parole che dice lo capisco e mi rendo conto che sono suoi pensieri, sue cose e perciò rispetto le sue parole. Ecco. Lui più di tanto della nostra vita, di quello che abbiamo vissuto in 32 anni, sa poche cose, capisci? Sono cose nostre, dei nostri amici più stretti. I familiari non c'è mai stato un rapporto, tenero e perciò quel giorno del funerale io purtroppo non ho voluto andarci proprio per non creare questo attrito, queste cose qua. Ho voluto rispettare questo momento Liliana. Io voglio ricordare al fratello che non sono stato io a dire del suicidio, c'è stata la procura, che c'era il dottor De Nicolo, che indubbiamente e gli inquirenti che erano partiti con questa idea. Siamo al punto in cui le certezze di tutte queste cose non ci sono ancora. E allora di conseguenza aspettiamo quello che la procura ci dirà. Ritorno all'inizio, quando il dottor Castantinides ha fatto la sua relazione e gli inquirenti nelle indagini hanno detto Sebastiano, qua siamo di fronte a un suicidio. Noi al momento in cui il dottor De Nicolo ha chiesto l'archiviazione, noi per primi ci siamo opposti, poi sono venuti loro. Questo è Bisogna vedere tutto l'insieme di cose, io non voglio fare dichiarazioni su questo punto, sono cose che non spetta a me, certamente io sono 4 anni e 4 mesi che Liliana non c'è più nella mia casa, nella mia vita, purtroppo andiamo avanti, le indagini andranno avanti e aspettiamo che si arrivi a magari un dibattimento, vedremo adesso in giugno cosa deciderà la procura. Per cui tu... Ti dico, ripeto quello che ti ho detto prima, io non voglio rilasciare dichiarazioni su questi punti, dopo vedremo cosa verrà fuori su questo. Silvia ha le sue idee, le sue cose, per carità, non metto in dubbio, io ti dico, non ho niente contro di loro, con i familiari, con tutto quanto, io rispetto il loro pensiero e le loro cose, quello che deve essere fatto lo deve fare la procura. Mettere insieme le cose, cercare di capire quello che dice lei, quello che dice il fratello. Beh, di sicuro tu hai fatto molta confusione sul 14 dicembre, ci puoi dire esattamente dove eri quella mattina? Questo me lo chiedi dopo 4 anni e mezzo? E adesso ti dico sinceramente, a ripetere le cose diciamo anche magari sbagliando una virgola, allora preferisco non rispondere a questa domanda. No, ma sai cos'è? Oggi si dice una cosa, una volta i tempi sono venuti, sono passati 4 anni, 4 mesi, io anche i miei anni
cioè lasciami andare avanti per le mie cose. Sebastiano, tutto questo... Sergio e Silvia ce l'hanno con te, questo per te è un problema? Assolutamente no, perché conosco i personaggi, so come la pensano, non me ne di importa questa niente. cosa. Diciamo, però rispetto le loro cose, quelle che dicono, per carità, ognuno ha i suoi pensieri, non posso dire che uno ce l'ha, ma no, guarda, ognuno ha le sue idee, i suoi pensieri, il fratello, la cugina, qua e là. Dopo, quando sarà il momento, tireremo fuori anche le nostre cose. Sì, alla fine delle indagini, adesso ognuno ha le sue cose, i suoi pensieri, le cose. Adesso non mi sembra inopportuno, diciamo quasi scontrarmi con queste persone. Io vado per la mia vita, sono sereno, ho i miei avvocati Paolo, Alice Bevilacqua che mi sono veramente, lavorano giorno e notte, credimi, ti posso assicurare, e per quello io sono tranquillo e sereno. No? Tanto tempo, tante cose, cioè, ormai... Non sei andato al funerale, forse nemmeno sapevi che c'era, visto che tu sei sempre in giro, forse ti eri distratto. Certo che sapevo del funerale. Facciamo una parentesi, io ho già fatto il funerale Liliana, poi il corpo, dopo 3 anni mi pare, è stato riesumato, portato a Milano. Finito tutto quanto, la procura deve riportare il corpo a Trieste e rimetterlo da dove l'ha preso. Dopo, se ci sono altri elementi che magari non possono andare in quel posto, lo mettono in un altro, è un problema che deve fare la procura. Questo funerale, così, l'hanno voluto fare, d'accordo, però... Insomma, non lo volevi fare. No, assolutamente no, perché l'abbiamo già fatto il funerale Liliana. Capisci come è dovuto, con tutta la gente, con tutti gli amici, tutti quanti. È stato fatto un bellissimo funerale. E per quanto riguarda questo, io con che andare lì a questo funerale e magari innescare questi attriti, queste cose, ho preferito non andarci, capisci? Ho voluto quei momenti lì trascorrerli da solo, pensando a Liliana, a quello che ha dovuto subire, le riesumazioni, portato di qua, portato sarà di una là, proroga tagliuzzata, tutto quello che vuoi, guarda, non voglio neanche pensare. E me la voglio tenere dentro stretta nel mio cuore, e poi quello che dicono gli altri sono pensieri loro, poi saranno le indagini alla procura a un certo punto a decidere. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.